Nei giorni scorsi a Roma, nell'area di Prima Porta, Labaro e Sacrofano, al termine di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, insieme al personale dello Spresal dell'ASL Roma 1, hanno denunciato in stato di libertà 14 persone. In particolare, 7 cittadini romeni sono stati denunciati per occupazione abusiva, attività di gestione illecita di rifiuti speciali, anche pericolosi e con pericolo di incendio ed esplosione, presso alcuni lotti edificati ed abbandonati di proprietà di ANAS SpA, che si trovano in via Flaminia sotto il viadotto Giubileo 2000 nei pressi della stazione ferroviaria di Labaro. In quel contesto sono state sequestrate 3 bombole di gas ritenute pericolose e ancora utilizzate per cucine improvvisate sotto il viadotto, insieme ad elettrodomestici e lavorati in ferro abbandonati in una discarica abusiva. Sono state poi denunciate all'autorità giudiziaria altre 4 persone per i reati in materia di sicurezza sul lavoro presso un cantiere ove era in corso l'edificazione di 10 villette a schiera. Le violazioni riguardano il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, avendo accertato che le lavorazioni in corso sul tetto erano pregiudizievoli per l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori. Inoltre non era stato opportunamente verificato che le aperture lasciate nei solai e nei muri prospicienti il vuoto fossero adeguatamente protette. Ed infine sono state denunciate ulteriori 3 persone per riciclaggio, ricettazione e gestione illecita di rifiuti pericolosi. In particolare è stata sequestrata un'officina abusiva e diverse componenti meccaniche di autovetture rubate che gli indagati sono gravemente indiziati di smontare per trarne poi profitto commercializzandone anche online i pezzi di ricambio.